Questo programma è offerto da CRA, Consorzio Ricambi Auto. La migliore qualità, la scelta giusta, al servizio di tutti gli automobilisti. CRA, Consorzio Ricambi Auto, azienda leader nella ricambistica con le migliori marche del settore. Quando è importante la scelta, frizioni e volani Look, ammortizzatori Kayaba, frizioni Valeo ed inoltre meccanica Febi per vetture tedesche. CRA, Consorzio Ricambi Auto, Viale Vittorio Veneto 176/A, Catania. Info 095 37 36 85. Seguici anche su www.crasrl.net, su Twitter e Facebook. CRA, scelta e qualità con la migliore innovazione. Ben ritrovati amici sportivi di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Puntata numero 24 della nostra trasmissione in onda su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, ogni domenica a partire dalle ore 19. Siamo in replica anche il lunedì sera dopo le 23:30 e siamo in replica anche sul canale 114 di Persona TV il martedì a partire dalle 20:30. Puntata importantissima perché si sono svolti i playoff e anche qualche play-out nei campionati dilettantistici. Vado subito a salutare il momentaneo unico ospite della nostra puntata, il direttore generale della città di Scordia, Aldo Bufalino. Ciao Aldo, ben trovato. Ciao, direttore, buonasera, grazie. Stagione finita, adesso che cosa si fa? Bisogna riposarsi un po'. Ci stiamo rilassando. Anche se so insomma che già circolano voci di mercato sotto questo punto di vista. Non si è mai fermi. No, già il martedì, il mercoledì dopo che l'ultima di campionato sono già arrivate le prime telefonate. Assurdo. Un assunto velocissimo in 20 secondi di questa stagione per il Città di Scordia. Io credo che comunque è stata una stagione positiva. Una stagione positiva perché abbiamo raggiunto una semifinale, diciamo, storica per la città stessa di Coppa Italia, che non si era mai raggiunta. Abbiamo la salvezza come obiettivo finale del campionato, raggiunta, diciamo, tranquillamente. Adesso vedremo che cosa succederà la prossima stagione, perché chiaramente le voci di mercato sono tante. Il mese di giugno è un mese dove appunto in molti parlano e forse anche in pochi quantificano, o sbaglio? Sì, diciamo ancora fino ad ora ancora si sta giocando i playoff, certo. Perciò è play-out, è vero, che si sono conclusi. Credo che già dalla prossima settimana si inizierà a fare sul serio. E si inizierà anche a fare sul serio sulla nuova edizione dei Penalty Awards, che vi ricordo saranno di scena giorno 3 giugno alle ore 17 con ingresso gratuito presso il Teatro Garibaldi di Enna. Vi aspettiamo in tanti, il grande galà del calcio dilettantistico dove atleti,
dirigenti e soprattutto anche allenatori saranno i veri e propri protagonisti di questa stagione 2018-2019. Vi ricordiamo che nell'ultima puntata del mese di maggio verranno presentate le nomination che poi gareggeranno appunto nel galà di giorno 3 giugno, vi ricordo, al Teatro Garibaldi di Enna a partire dalle ore 17 con ingresso gratuito. Appuntamento che poi rivedrete chiaramente in differita su Gold 78 domenica 9 giugno. Ma ancora c'è tempo perché si è giocato in molti campi. Partiamo subito con il campionato di Serie D. Abbiamo i risultati di questo penultimo turno di campionato. Come tutti ben sanno, già il Bari abbondantemente ha raggiunto la Lega Pro. Guardiamo i risultati di questa 16ª giornata. Igea Virtus perde in casa con il Città di Messina per 1-0, Castrovillari gela 1-1, Turris batte Nocerina 4-0, Locri batte Palmese 2-1, Aciriale batte Portici 3-2, Rocella Cittanovese 1-0, Bari batte Rotonda 2-1, a Messina San Cataldese batte Messina 2-1 ed infine Marsala batte Troina 2-0. Guardiamo la classifica, vi ho già anticipato che chiaramente già dalla scorsa settimana il Bari ha raggiunto il campionato di Lega Pro, è un po' ingarbugliata un po' la situazione riguardante i playoff e i playout. Anche e soprattutto i playout, direi, più che i playoff, perché insomma, come tutti ben sanno, i playoff sono sempre un terno al lotto perché non permettono un potenziale e sicuro ripescaggio, ma soltanto una migliore posizione nella griglia di eventuali ripescaggi. Bari che in questo momento è con 78 punti l'assoluto dominatore del girone I del campionato di Serie D, a seguire Turris con 67, 53 per il Marsala, 49 per il Castrovillari, 47 per Portici ed Aciriale, 46 Cittanovese, 44 punti per Troina, Gela, Palmese e Nocerina, 40 per il Messina, 39 per la San Cataldese, 37 Città di Messina, 36 per il Locri, 35 per il Roccella, 31 punti per il Rotonda ed infine chiude la classifica già retrocesso, così come anche il Rotonda, l'Igea Virtus con 21 punti. Abbiamo anche il tabellino del prossimo turno, ultima giornata di campionato, si giocherà naturalmente domenica 5 maggio, questi gli incontri: Palmese Aciriale, Roccella Bari, Città di Messina Castrovillari, Troina Cittanovese, San Cataldese Igea Virtus, Gela Locri, Nocerina Marsala, Rotonda Messina ed infine Portici Turris. Caro direttore, voglio sapere un po' la tua su questo Bari che ha stradominato questo girone, tutti sanno che insomma ha avuto poche difficoltà perché in fondo sia il gruppo dirigenziale ma soprattutto insomma il gruppo tecnico, la squadra era veramente di categoria superiore. Vabbè, il Bari mi ricorda la Juventus quando era in Serie B. Bravo, sono d'accordo. Non c'è stata storia dalla prima giornata fino all'ultima, infatti un pesce diciamo fuor d'acqua in questo campionato. Tra l'altro volutamente non inserito nello stesso girone dell'Avellino, quindi evidentemente l'obiettivo è quello di far salire entrambe in Lega Pro. Perfetto, perfetto, giochetti che si fanno. Però a parità io credo che comunque convenga che né il Bari né l'Avellino rimangano in Serie D, perché poi insomma anche le altre squadre non si possono permettere poi alla fine grandi investimenti. Non so se sei d'accordo. No, sono d'accordissimo perché squadre e società blasonate in queste categorie non c'entrano nulla. Non c'entrano nulla. Certo, c'è il grande vantaggio di ospitarli in casa, quindi con un incasso anche di pubblico, però è anche vero che il tasso tecnico è decisamente diverso. Molto diverso, ma diciamo che il gioco non vale la candela, cioè per una partita. È vero, e poi le stesse società non investono, no? Perché sono completamente. consci che è quasi un campionato perso in partenza. Ma è normale che sia così, è giusto vero. che sia così. Comunque complimenti al Bari che quindi la prossima stagione disputerà il campionato di Lega Pro. In Serie D quest'anno insomma hanno un po' sofferto le messinesi, sappiamo tutti insomma dell'Igea Virtus che è retrocessa, il Città di Messina sta soffrendo e soprattutto anche il Messina che all'inizio sembrava insomma che potesse fare e doveva fare di più, alla fine in questo momento è salvo, però c'è ancora l'ultima giornata, quindi è tutto aperto. Sul Città di Messina voglio sentire la tua, soprattutto perché da qualche settimana è ritornato Furnari ad allenare il gruppo. Purtroppo sì, quando ci sono disguidi diciamo societari e anche nello spogliatoio stesso succedono queste anomalie che portano alla mancanza di risultati.
e non fa bene né... Ha pesato molto il fatto di essere una neopromossa, insomma, alla stagione della città di Messina? Sì, molto, perché Serie D già un altro mondo rispetto all'eccellenza. Hanno forse puntato troppo nel vecchio gruppo, che è stato vincente per 2 stagioni intere, promozione ed eccellenza, e poi forse l'impatto con la Serie D è stato pesantissimo. Perfetto, è stato pesantissimo, ma lì secondo me la società che diciamo che è un po' inesperiente. Anche perché all'inizio avevano pensato anche di fare un'unione con il Messina, poi non se n'è fatto nulla. Hanno sbagliato. E hanno sbagliato, anche Hanno tu sbagliato. sei di quest'idea allora. Sì. Probabilmente quella sarebbe stata la svolta, però poi troppi galli nel pollaio si rischia poi di... Però sono sempre dell'idea che l'unione fa la forza. E Messina ha bisogno di una squadra che insomma possa essere di grande qualità nei campionati. Certo, il campionato di Serie D non è la Lega Pro, adesso comunque ci sarà una possibilità di eventuale ripescaggio se dovesse vincere la Coppa Italia di Serie D. Sì, anche lì potrebbe anche essere un portone che si apre. Sì, però sperare sulla Coppa Italia... Giocarsi tutto in una partita non conviene mai. Non conviene mai. Non conviene mai. È come i playoff. È vero. Allora, ritornando in studio, adesso noi ci andiamo a gustare uno speciale dedicato all'incontro importante tra tanti bambini che è avvenuto nella settimana di Pasqua. Il torneo di Pasqua di Enna ha avuto un grandissimo successo, con la presenza tra l'altro anche di una squadra giovanile, i Pulcini dell'Atalanta. Sul settore giovanile io volevo farti qualche domanda. Quest'anno com'è andata a Scordia? Insomma, hai seguito con interesse oppure purtroppo la prima squadra impegna troppo? Sì, a parte che impegna troppo, e poi come settore giovanile siamo stati un po' scarsetti. Deficitari? Sì, deficitari, perché diciamo quest'anno siamo stati una società nuova, elementi nuovi, noi stessi ci siamo amalgamati. Come se non aveste avuto tempo per organizzarlo e resettarlo in tempo. Sì. Però io credo che Sì. sia fondamentale, no? Che dici, Aldo? Certo, è fondamentale. Il vivaio in una società è fondamentalissimo. Se non c'è quello non c'è futuro probabilmente. No, e invece tanto futuro avranno sicuramente i numerosissimi bambini che hanno partecipato appunto a questa 8ª edizione del torneo di Enna, torneo di Pasqua di Enna, inserito nella bellissima settimana pasquale di Enna. Un ringraziamento particolare naturalmente va all'amministrazione di Enna, con in testa il sindaco e anche con l'assessore allo sport Dante Ferrari. Naturalmente un plauso particolare va all'organizzazione della società Progetto Enna Sport 2004. Giornata conclusiva dell'8ª edizione del torneo di Pasqua ad Enna. È stata una bellissima manifestazione iniziata prima del Venerdì Santo, appuntamento importante per la comunità di Enna, e conclusasi proprio il sabato. Una bellissima atmosfera dove il connubio religione e sport è andato a braccetto ed è stata veramente una bellissima esperienza.
Siamo con il professor Giuseppe Diana, responsabile delle attività di base del settore giovanile, delegazione FIGC di Enna. Atmosfera pasquale, bellissima, una buona occasione per vedere tanti bambini giocare, divertirsi nel contesto pasquale e anche uno scopo, quello giustamente di far capire che il calcio è anche questo, gioco. Il torneo ogni anno ha avuto un'evoluzione positiva, addirittura quest'anno siamo passati da un campionato, da un torneo regionale a un torneo nazionale. È sicuramente di grandissimo prestigio avere una società come l'Atalanta che viene a calcare il Gaeta di Enna. Un onore per tutte le società siciliane che hanno potuto così gareggiare con questi ragazzi che sono sicuramente di un'altra categoria perché appartengono a delle cantere dove l'organizzazione è sicuramente diversa rispetto alla nostra, però ecco, è l'occasione proprio per mettersi in gioco, per mettersi in mostra. Com'è in questo momento la situazione per quanto riguarda le scuole calcio nella provincia di Enna? Allora, noi attualmente in provincia di Enna, se parliamo proprio di scuole calcio che sono riconosciute, al momento ne abbiamo soltanto 2 di calcio a 7 e 2 di calcio a 5. Le altre società purtroppo non hanno i requisiti e il limite forte è legato al fatto che ci sono pochissimi tecnici. Ormai noi sono tantissimi anni che abbiamo sempre gli stessi tecnici perché non se ne sono formati dei nuovi e aspettiamo la nuova generazione, tant'è che noi abbiamo fatto la richiesta di un corso UEFA C, UEFA C è quello per allenatori del settore giovanile. Speriamo proprio che a settembre di avere la possibilità di fare questo corso proprio per avere una valanga, io mi auguro una valanga di nuovi tecnici e possano permettere anche di dare linfa un attimino a territori dove in questo momento non c'è più attività giovanile. Per esempio faccio alcuni esempi, la zona nord come Sperlinga, Cerami, Nissoria, ma nella zona sud per esempio Pietraperzia o la stessa Valguarnera dove quest'anno si arriva a fare al massimo il campionato esordienti. L'ingegnere Paolo Vicari, uno dei responsabili delle tante confraternite che fanno parte chiaramente della straordinaria atmosfera che ogni anno puntualmente Enna regala non soltanto ai fedeli ennesi ma un po' a tutti quelli che credono. Una cosa importante, la partecipazione all'interno anche di questa bella manifestazione di tanti ragazzini. Sicuramente è una cosa importante, ha detto bene lei, per noi a Enna Settimana Santa è un avvenimento che ormai tutti ci teniamo a fare bene, sia per l'evento religioso ma anche siamo grazie a Luigi di Dio che si è prodigato a fare convivere sia la religione con lo sport. Probabilmente sembra difficile il connesso ma io lo trovo pienamente facilmente raggiungibile, nel senso che i ragazzi giustamente attraverso lo sport, attraverso le squadre che Luigi invita ogni anno in questo torneo, hanno la possibilità di vedere la nostra manifestazione religiosa che diciamo è molto importante ma è famosa anche in tutto il mondo. Tantissimo lavoro preparatorio da alcuni mesi, ma soprattutto in questi 4 giorni è stato molto faticoso perché accogliere tutte le 11 società di cui l'Atalanta che ci ha comportato notevole perché non avendo i mezzi abbiamo dovuto fare di tutto perché erano allocati in un bel albergo a Pergusa che hanno potuto chiaramente gustare e apprezzare il lago di Pergusa e tutte le altre società devo ringraziarle dalla Aurora Rossa di Campo Felice che ha pernottato pure qua a Pergusa e la Valguarnerese, l'Enna Calcio di cui ringrazio il presidente Enzo Grippaudo per la disponibilità che ha dato per fare disputare questo torneo a livello nazionale sul Generale Gaeta, rinnovato col Manderboso. L'FCN, la Valguarnerese, la Riesi 2002, la Promo Sport Calcio di San Cataldo. Pensiamo già alla 9ª edizione il prossimo anno, bisogna incominciare a pensarci forse fin da adesso. Sì, sicuramente ci riposiamo un po' di giorni, già abbiamo le idee chiare, con qualche modifica vogliamo continuare sempre su questo filone a livello nazionale, invitando in modo preventivo, anticipando tutti i tempi e altre società professionistiche.
Volevo ringraziare tutti i componenti del nostro staff, sia dirigenziale che tecnico, che si sono prodigati per questa manifestazione, con in testa il signor Bonasera, il signor Gulina e tutti gli altri, dal tecnico restivo che ha guidato i pulcini, il signor Passamonte, il signor K. Ora è venuta anche, ringrazio la dottoressa Silvana Ferrarello, Giuseppe Adamo, Dario Giaimo. Giornata conclusiva, Assessore Ferrari, è stata una bellissima festa di sport e di religione. È una 3 giorni intensa da un punto di vista sportivo sicuramente, con le squadre che hanno brillato, nonostante la tenera età, ma già hanno dimostrato di avere tanto in corpo, e naturalmente in un contesto religioso e di antiche tradizioni ennese che ha fatto da cornice, ritengo sicuramente meritevole, perché la processione come sempre ha coinvolto tanti cittadini non solo ennesi ma anche provenienti da altre realtà. Ci mettiamo subito al lavoro per la prossima edizione a questo punto, dato che questo connubio è risultato vincente. Sì, grazie agli organizzatori, al Ragioniere di Dio, a tutto il suo staff, e quindi questo connubio si è dimostrato sicuramente vincente, per cui squadra che vince non si cambia, tanto per utilizzare una dialettica calcistica, per cui da domani mattina ricominceremo a lavorare per cercare di migliorare sempre più questa manifestazione che comunque già di suo è sicuramente all'altezza. Atalanta vincente in questo torneo, ma a prescindere dal risultato finale, una bellissima esperienza qui ad Enna. Sì, una bellissima esperienza per noi, per i bambini, per i mister, per i dirigenti che ci hanno seguito. È sempre bello venire in Sicilia, già altri anni io ho avuto esperienze di un torneo in Sicilia l'anno scorso a Messina. A Enna sinceramente non c'eravamo mai stati, siamo contenti di essere venuti. Giornata conclusiva di questa 8ª edizione del torneo di Pasqua ad Enna. Allora, per salutare tutti i ragazzini che hanno partecipato a questa bella manifestazione, il saluto lo fanno proprio loro, i protagonisti assoluti. Complimenti dunque all'organizzazione di progetto Enna Sport 2004 per la bellissima esperienza durante i giorni di Pasqua, tanti bambini, soprattutto l'Atalanta che insomma è stata la società più importante inserita tra le squadre che hanno partecipato. Non vogliamo neanche sapere chi ha vinto, l'importante è che hanno partecipato e i bambini si sono veramente divertiti. Un grazie naturalmente va anche all'organizzazione diretta dal presidente del
progetto Enna Sport 2004, ovvero Luigi Di Dio, ma anche all'amministrazione comunale di Enna, con in testa il sindaco e l'assessore allo sport Dante Ferrari. Adesso voltiamo pagina perché parliamo del campionato di eccellenza. Il girone A si è già concluso da parecchie settimane, non si sono disputati neanche i playoff perché, come tutti ben sanno, il Canicattì aveva 10 punti rispetto alla terza classificata. Guardiamo comunque la classifica, così anche per parlarne insieme al nostro ospite. Licata con 82 punti, il Canicattì con 72, poi per quanto riguarda i play-out la vittoria della Nuova Caccamo, anzi la sconfitta della Nuova Caccamo con il CUS Palermo ha fatto sì appunto che la squadra della Nuova Caccamo ritornasse purtroppo nel campionato di promozione per la prossima stagione. Che stagione è stata invece per il Licata secondo te, Aldo? Super qualità, super team, super organizzazione, super tifo anche, perché insomma è stata seguitissima. Sì, ma il Licata, diciamo, fuori categoria, perché Licata stiamo parlando di Serie C. Stiamo parlando di Serie C, di altre categorie, altre pubblico molto esigente che... Secondo te sarà pronta per la prossima stagione a disputare un campionato, insomma, da quartieri alti? Sì, società molto preparata, molto importante. Società anche catanese, no? Il gruppo Massimino. Il gruppo Massimino, c'è allenatore, direttore generale, il segretario Claudio Camparata, che saluto, il mio mentore. Sì, sappiamo. Prontissimi per la Serie D. Mentre invece questo Canicattì, che comunque ha dato 10 punti e ha vinto anche insomma, la Coppa Italia, adesso è fermo da qualche settimana, riprenderà a giocare a metà maggio con queste finali nazionali. Tu che le finali nazionali le hai fatte con la Sigola Leonzio, sì, vogliamo ricordare che non sono mai partite facili? No, sono dei rebus. Partite che non si sa come inizio e come finiscono. Soprattutto poi quando vai a giocare con le squadre campane, no? Che hanno chiaramente un tifo particolare, i catini che sono sempre pieni. Particolare, io quando ero a Lentini con la Leonzio ne abbiamo visti. Ne avete visti? No, non sarà facile, non sarà facile. Però c'è dell'ottimismo. Tra l'altro, insomma, la squadra si è riunita da qualche giorno in vista appunto di queste finali importantissime che andrà a disputare a partire appunto da metà maggio in terra campana. Guardiamo un servizio firmato TRC di Canicattì. Non c'è tempo da perdere. Il Canicattì Calcio ha ripreso la preparazione atletica in vista dell'impegno del prossimo 19 maggio che sancirà l'inizio della fase supplementare del campionato di eccellenza. La comitiva si è ritrovata allo stadio Saraceno di Ravanusa per proseguire il programma di allenamenti. I biancorossi, allenati da Nicola Terranova, si sono qualificati ai playoff nazionali facendo terra bruciata attorno a loro e mangiandosi in un sol boccone ben 4 squadre distaccate dai 15 ai 20 punti per accedere direttamente agli spareggi con la vincente del girone A della Campania. Ecco perché la prossima sfida è programmata per il 19 maggio, perché ancora il Canicattì non conosce il nome del proprio avversario, che sarà comunque una di queste 4 squadre: Giuliano 1928, Frattamaggiore, Fragolese e Gladiator 1924. L'attesa sarà lunga perché Giuliano e Frattamaggiore sono arrivati a pari punti, 70 in prima posizione, e quindi devono giocarsi la qualificazione diretta in D attraverso uno spareggio che si terrà domenica 28 aprile. La perdente della sfida tra Giuliano e Frattamaggiore, che dunque risulterà seconda in eccellenza della Campania, girone A, dovrà poi attendere la vincitrice della semifinale playoff fra Fragolese, che ha chiuso il torneo con 65 punti, e Gladiator con 57. Tagliata fuori dai playoff per un distacco maggiore di 10 punti dalla seconda invece la quinta classificata Afro Napoli United, che si è fermata a 55 punti. In questi 25 giorni che rimangono il Canicattì si allenerà presso lo stadio Saraceno di Ravanusa agli ordini dello staff tecnico guidato da Nicola Terranova. Nel programma degli allenamenti era prevista prima di Pasqua una partita amichevole contro il Camarat, che però è stata annullata. Adesso inizia la seconda parte della stagione del Canicattì, che affronterà con grinta squadre blasonate per raggiungere un altro grande traguardo, ha detto il
tecnico del Canicattì Nicola Terranova. Il mio desiderio è quello di voler riportare in queste città il calcio che conta. Sarà dura, ma non mancherà l'impegno mio, della squadra e della società per far sì che questo desiderio diventi realtà. Il calcio a Canicattì, dopo aver conosciuto antichi splendori, ha avuto un lungo oblio, uscendo quasi dalla scena calcistica dilettantistica siciliana. Oggi ha cominciato a brillare in tutti i campi della Sicilia ed oltre lo stretto, grazie proprio a questa società e a questi giocatori. Ribadisco ancora una volta che il mio sguardo, così come quello della società, è rivolto alla disputa dei playoff nazionali per tentare il salto in D, e in questi giorni che ci separano dal primo incontro l'unico mio pensiero e il mio obiettivo è quello di allenare la squadra per affrontare i playoff nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili. Con lo staff tecnico stiamo già lavorando duramente per questo. Amo questa città e la sua storia calcistica, conclude l'allenatore Terranova, e solo al termine dei playoff mi confronterò con la società. In bocca al lupo alla squadra dunque di Terranova, che andrà a giocarsi le finali nazionali che, come abbiamo detto insieme al nostro ospite, certamente saranno molto impegnative. E adesso parliamo del girone B, lo facciamo in maniera sontuosa perché, come tutti ben sanno, oggi si sono giocati i playoff e anche i playout. Intanto guardiamo la classifica per renderci conto come si è conclusa la stagione regolare, con la vittoria ormai conosciuta del Marina di Ragusa in classifica con 57 punti, ha distaccato il Palazzolo fermo a 53 col Biancavilla, 46 del Paternò e il Milazzo con 44, mentre per quanto riguarda i playout, Real Aci retrocesso insieme al Real Tirrenia, e poi i playout sono stati gestiti da Terme Vigliatore, Catania San Pio X, Ionica e Città di Rosolini. Passiamo allora a questo punto alla schermata dei risultati tanto attesi. Partiamo subito dai playoff, dove a questo punto possiamo comunicare che la finale sarà tra Palazzolo e Biancavilla. Il Palazzolo vince in casa con il Milazzo 1-0, mentre il Biancavilla pareggia al termine dei 120 minuti regolamentari 2-2, pertanto in virtù della migliore posizione raggiunge la finale e giocherà la partita contro il Palazzolo. Mentre per quanto riguarda i play-out, la conferma della bestia nera per chiunque incontri il Città di Rosolini nei play-out. Anche quest'anno il Città di Rosolini conferma di avere evidentemente una marcia in più quando arriva con l'acqua alla gola nei play-out, vince addirittura contro il Terme Vigliatore 1-0 e si salva, così come si salva la squadra guidata da Anastasi, Catania San Pio X, che batte la Ionica di Moschella per 1-0. Pertanto retrocedono appunto Terme Vigliatore e Ionica. Che dire a questo punto? Partiamo da questi risultati che bene o male hanno confermato la posizione in classifica finale quest'anno. Vittoria del Palazzolo, pareggio con qualche sofferenza del Biancavilla, ma poi in virtù appunto della migliore posizione sarà proprio la squadra del Biancavilla ad affrontare il Palazzolo. Come vedi questi risultati? Voglio sentire un po' la tua. Sì, vabbè, già ne avevo parlato anche con qualche, amico del settore. La partita di Biancavilla-Paternò era data 1x2. Sì. Invece Palazzolo già avevo già era sicuro che avrebbe giocato la finale. Sì. Sarà una partita da prendere con le pinze, perché comunque il Biancavilla dovrà assolutamente vincere. Sì, da ora in poi sì, ora deve vincere per forza. Deve vincere tutte le partite per sperare in un ripescaggio anche nelle finali poi nazionali, che sono sempre un terno all'otto. Mentre invece per quanto riguarda i play-out, ancora una volta una conferma del Città di Rosolini, e soprattutto anche insomma, il successo importante della squadra di Anastasi, che salva la Catania San Pio X. Sì, ma secondo me il Catania San Pio, in base alla rosa e l'importanza del mister stesso... Beh, Anastasi è arrivato anche in un momento successivo, Sì, purtroppo sì, queste cose si pagano, perdere dei punti, dei risultati, questi si pagano. E senti una cosa, secondo te a questo punto, ritornando al discorso playoff, il Biancavilla può veramente fare lo sgambetto al Palazzolo con l'entusiasmo di avere insomma sofferto e quindi avere forse qualche arma in più nei confronti di un Palazzolo che insomma ha vinto comodo anche col Milazzo? Sì, guarda, anche questa secondo me sarà una partita da 1x2.
due società importanti, blasonate, anche a livello societario credo che il Palazzolo ha qualcosa in più. Ha qualcosa in più, anche dal punto di vista tecnico probabilmente, sì, no? molto Senza più... nulla togliere comunque al Biancavilla, che comunque ha fatto una bellissima stagione. Tu l'hai incontrato? Sì, noi li abbiamo incontrati, sia l'andata che il ritorno, le abbiamo perse tutte e due purtroppo, sì, per demeriti nostri. Chi ha deluso secondo te in questo girone B del campionato di eccellenza, Aldo? Ha deluso secondo me anche il Palazzolo stesso, che oggi è andato a fare playoff. Avrebbe dovuto, perché per la società che è e l'organico che c'ha, doveva vincere il campionato a mani basse. Nessuno aveva fatto i conti con il Marina di Ragusa, no, evidentemente. Completamente. Probabilmente questa cosa ha spiazzato tutti, sì, ha spiazzato tutti, e quando c'era da recuperare era già troppo tardi. Ormai è troppo tardi. Troppo tardi. Bene, allora tra poco parleremo del Marina di Ragusa, ma parleremo soprattutto anche del Città di Scordia, perché adesso ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, tra poco rientreremo in studio e continueremo a parlare del calcio dilettantistico siciliano. Qui a Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi aspettiamo lunedì 3 giugno a partire dalle ore 17 per assistere al galà del calcio dilettantistico siciliano, la 6ª edizione dei Penalty Awards, Teatro Garibaldi, Enna. L'appuntamento è per lunedì 3 giugno a partire dalle ore 17 presso la splendida location del Teatro Garibaldi di Enna, la 6ª edizione dei Penalty Awards. Penalty Awards, il calcio dilettantistico va in passerella. TV, non solo tutto quello che senti e vedi. Bring the action. Le anteprime e gli ospiti musicali, le news dal mondo dello spettacolo, le classifiche di vendita, le schede delle star della musica e non solo. TV, un programma curato e condotto da Ettore Tortorici. Bring the action. Audio Jungle. Rientrati in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo parlato nella prima parte abbondantemente del torneo giovanile di Enna, abbiamo anche parlato della Serie D, abbiamo già accennato abbondantemente anche del campionato di eccellenza Girone A e poi abbiamo anche parlato del Girone B e abbiamo anche detto che insomma questo Marina di Ragusa quest'anno, tra la sorpresa generale, ha un po' spiazzato tutti e meritatamente poi è andato a vincere questo girone B appunto del campionato di eccellenza e per l'occasione non potevamo non invitare insomma un po' tutto il gotha di questa società. Iniziamo con il direttore generale Nunzio Calogero. Buonasera. Buonasera. Tutto a posto? Sì, contenti tutto ancora? Sì, ancora. Sulle ali dell'entusiasmo. Molto contenti perché il traguardo è stato importante, quindi assolutamente, molto contenti. Assolutamente. Artefice di questa straordinaria stagione naturalmente il mister, anche perché per la seconda
seconda volta vincente l'anno scorso con il campionato di promozione, con l'accoppiata anche della bella Coppa Italia, e quest'anno con una finale persa di Coppa Italia ma vincente nel girone B del campionato di eccellenza. Salvatore Utro, ciao Salvo, ben trovato. Buonasera, buonasera. Tu sì che sei super contento, non ti puoi lamentare. No, assolutamente, assolutamente. Sei un po' stanco però, perché la stagione logora, un po'. Sì, no, adesso abbiamo ricaricato le pile perché ormai sono passate 3 settimane, però è stata una stagione abbastanza intensa perché ci siamo confrontati con club importanti e quindi siamo riusciti a vincere un campionato assurdo. Mi ricordo anche alcune tue dichiarazioni poi alla fine della partita, tra lo stress mentale ma anche comunque la consapevolezza che avevi comunque un bel gruppo che ti ha seguito fino alla morte, come si suol dire. No, ero molto lucido, era il momento giusto per far capire che il Marina ha vinto un campionato al di là delle organizzazioni, fra parentesi, perché il grande applauso va a questi ragazzi che molti di loro, giocatori che già avevano vinto in passato ma facendo solo quello, erano riusciti a vincere questo campionato nonostante avevano degli impegni lavorativi non indifferenti, quindi per vincere ci vuole qualcosa sempre in più. E voi quest'anno ce l'avevate. E loro l'hanno messo in campo. Benissimo. Artefice anche di questa straordinaria stagione, un nome importante del calcio siciliano, il direttore sportivo Cesare Sorbo. Buonasera direttore. Buonasera. Mi fa piacere rivederla. Io l'ultima volta che ho avuto l'occasione di incontrarli in trasmissione piangevamo insieme la morte del Modica, Ragusa, quella zona lì che non viveva certamente belle stagioni. Momenti felici. Adesso sì, è tutto vero. cambiato? Sta cambiando qualcosa? Sembra di sì, perché io dico che quando c'è una squadra di qualunque paese si possa trattare, penso che è tutto il calcio che ne beneficia, tutto il movimento calcistico. Per cui... Voi non avete il traino di una grande città, quale potrebbe essere nel caso Ragusa, però avete un traino che avete acquistato giorno dopo giorno con tutto l'Interland. Sì. Voi siete, secondo me, la provincia a tutti gli effetti di Ragusa, e adesso andare a vivere un campionato di Serie D è sicuramente una grande responsabilità, penso. Ma certamente, perché nessuno si aspettava che Marina di Ragusa potesse approdare in Serie D. Ma fino ad un certo punto è stato anche una sorpresa per noi, perché nemmeno noi ci aspettavamo, almeno agli inizi, quando si è partiti. Poi mano a mano abbiamo preso coscienza qualche aggiustamento e consapevolezza dei nostri mezzi, per cui poi le cose sono andate bene. È vero, complimenti. Grazie. Aldo, è anche vero che questo Marina, lo abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, poi alla fine ha veramente meritato. Sì, la sorpresa, la prima, la seconda, la terza, la quarta domenica, poi alla fine tutti si sono dovuti, non dico arrendere, però essere coscienti che tra il novero delle squadre che avrebbero potuto vincere il campionato ci stava anche il Marina di Ragusa. Ci siamo inchinati al Marina di Ragusa. L'ho detto fino da inizio campionato che io stesso mi auguravo che loro vincevano il campionato, perché non perché sono qua, ma sono state, li ho visti giocare, li abbiamo scontrati anche in Coppa Italia. Lì avete capito ancora di più che eravate veramente davanti a una squadra che sapeva giocare bene a palla. Sia come squadra, come gruppo, che come società molto uniti, blasonati, hanno strameritato di vincere il campionato. Ripeto, è stata l'unica squadra che mi ha impressionato veramente. Ma non soltanto a te, molti che sono venuti ospiti qui a Penalty hanno confermato sempre la grande qualità tecnica di questo gruppo. Direttore Calogero, è anche vero che adesso che cosa succede? Adesso c'è una realtà importante, qual è il campionato di Serie D, una piazza che ha fame, che sta ritornando, lo abbiamo accennato adesso con il direttore Cesare Sorbo, una piazza che, come quella di Ragusa, che sta tornando a livelli più vicini alla qualità della città. Sì, adesso c'è da lavorare e da programmare una nuova stagione. Noi ci affacceremo come società, ci affacceremo al campionato di Serie D per la prima volta, ma lo faremo come abbiamo fatto lo scorso anno, perché anche lo scorso anno eravamo all'esordio in eccellenza. Lo faremo con la nostra umiltà, con i nostri enormi sacrifici. Caratteristiche importanti che poi vi hanno portato al successo. Noi l'abbiamo sempre detto ed sono state le caratteristiche che ci hanno portato fin qui, l'umiltà e il rispetto nei confronti di tutti, perché noi abbiamo una nostra dimensione e sappiamo di dover lavorare con
sia un budget economico ma anche una piazza certo. abbastanza bassa rispetto, perlomeno in maniera ridotta rispetto ad alcune piazze importanti. È anche ma vero che quando c'è questo, visto che c'è questo, più voglia. c'è più voglia, c'è più lavoro e ci vogliono più sacrifici. Ma Molto, noi siamo molto. pronti per farli e non ci faremo trovare impreparati. Vedo un po' sorridere Salvatore Utro che sta guardando appunto queste immagini, anzi il nostro regista Andrea Salerno, se li può continuare ancora a mandare in onda, eccole, perché comunque queste immagini fanno parte un po' ormai della tua storia, no? Sì, no, Le porterai sempre con te? Sì, assolutamente. Fa sempre piacere vedere questa partita, l'ho rivista un paio di volte. Ma ti aspettavi quel Palazzolo che per i primi 10 minuti non ci ha capito nulla, secondo me, in campo? Senza nulla togliere alla qualità tecnica della squadra. Io mi aspettavo un Palazzolo che veniva a Marina giustamente per provare a vincere la partita, perché era l'unico risultato che avevano per vincere il campionato. Però ero sicuro dell'atteggiamento della squadra, perché ho visto i ragazzi molto concentrati, molto attenti, e la prima mezz'ora abbiamo dimostrato di voler vincere questo campionato. E vi bastava anche il pareggio, volendo, no? Sì, ma non eravamo una squadra con la mentalità infatti abbiamo pareggiato pochissimo. Questa è una squadra molto offensiva che desiderava sempre andare in avanti, in verticale, andare sugli appoggi, quindi ho cercato soltanto di non snaturare i miei ragazzi e di giocarci la partita più importante per come eravamo arrivati lì fino a quel momento. Certo, poi la differenza l'hanno fatta anche alcuni giocatori importanti che hanno permesso proprio il tasso diverso rispetto anche agli avversari, no? Sì, la qualità è importante in organico perché ti permette di vincere la partita, però devo dire che la qualità dei miei ragazzi è stata sempre messa a disposizione in un'organizzazione di gioco, quindi quando ho visto la grande disponibilità di alcuni giocatori di talento, che ne avevo parecchi, in un contesto organizzativo diventa veramente fondamentale. Assolutamente. Direttore Sorbo, adesso c'è questo scontro Biancavilla-Palazzolo, si giocherà a Palazzolo. Certo. E secondo lei a questo punto quale potrebbe essere la squadra che andrà a fare le finali nazionali? Perché è una partita da prendere con le pinze, ne parlavamo anche con Aldo Bufalino, perché è una partita dove probabilmente insomma dobbiamo giocarci tutti una tripla, perché anche se il Palazzolo ha 2 risultati su 3. Sì, vabbè, i 2 risultati su 3 lasciano il tempo che trovano, secondo me. È una partita dove in 90 minuti uno si gioca un campionato, quindi bisogna vedere... Fattore nervoso? Scusate. Bisogna vedere con quale testa si ci arriva, con quale gambe si ci arriva, quindi i 90 minuti possono determinare tutto e nulla. Lei che spesso va in panchina, quanto incide a questo punto anche non soltanto l'allenatore ma tutto l'entourage della società per tranquillizzare e anche vivacizzare tutto l'ambiente per disputare una grande partita? Moltissimo, moltissimo, perché la società secondo me è estremamente importante in un processo di crescita di qualunque squadra. Se non c'è società, tu per un anno puoi fare la squadra eccezionale, vinci, ma l'anno dopo sei destinato a scomparire. Quindi io ritengo che la società è estremamente importante e fondamentale. Non a caso, devo dire, il Marina di Ragusa sta ottenendo i risultati che sta ottenendo, e grazie alla solidità della società, alla serenità che la società riesce a trasmettere agli atleti. Io le dico con molta semplicità, noi abbiamo perso poco, ma quelle poche volte che abbiamo perso pareggiato non era un dramma. Durante la settimana no, facevamo le cene e stavamo tutti quanti insieme. Ma io dico sempre che questo deve essere un po' lo spirito anche del dilettantismo, ma perché certamente. sennò, insomma, facciamo i professionisti e non stiamo in queste categorie. Beh, diciamo che il dilettantismo, questa è una parola un pochino grossa. In Sicilia sicuramente, perché ci sono delle società dove il dilettantismo è da ritenere una cosa proprio... È un po' camuffato, esatto. Non è polemica, ma è un dato di fatto. No, ma ne siamo perfettamente d'accordo. Anche se poi alcuni giocatori magari lavorano,
contemporaneamente, Sì, come nel caso noi vostro. ne abbiamo Infatti. diversi in squadra che Infatti. lavorano, poi si divertono giocando, sono dei grandi professionisti in testa principalmente, Certo, chiaro, quindi logico. poi lo sono sul campo. Noi abbiamo avuto giocatori che si sono allenati anche da soli. E quindi? Basta pensare, io porto un esempio, che c'è stato un giocatore nostro che ha lavorato la partita prima del Palazzolo fino alle 2 di notte. Queste cose però a noi ci piacciono, sa perché? E io ve Perché li lo spirito racconto per dilettantissimo questo. deve essere anche questo. Io ve li racconto per questo, Bene, perché è la realtà. siamo contenti. E questa è una cosa che fa grande onore ai nostri giocatori, ma veramente lo dico. Assolutamente, dimmi. Però Salvo. voglio precisare una cosa Sì. perché è fondamentale. Certo. Noi abbiamo avuto molto equilibrio durante le battute di arresto, però esaminando sempre Chiaro. con grande cura, però vivendo con serenità, come ha detto il direttore, questo grazie alla società, con Chiaro, delle mangiate chiaro. e con delle rimpatriate, le chiamiamo, no? E poi voglio dire, sì, è vero che i ragazzi hanno lavorato, cioè, oltre a giocare lavoravano, però questi atleti facevano 4 allenamenti alla settimana, ma si allenavano. Questa 4 allenamenti fatti bene, fatti con grande intensità, con grande è metodo. risultata la cosa vincente, la Sì, carta sì. vincente perché avete vinto il campionato. Infatti ringrazio Meglio di anche il così. mio staff perché abbiamo lavorato con grande metodologia, con grande attenzione. I ragazzi facevano 4 allenamenti, ma 4 allenamenti di grande E mi intensità. immagino, in eccellenza certamente non si va a rincorrere una palla soltanto negli allenamenti. Aldo, la conferma che la società diventa fondamentale per un progetto è un dato di fatto. È un dato Se di non ci fatto, sono quei sì. punti si soffre. Sì. E poi voglio sentire anche il La direttore. società è importantissima. Parto dal presupposto che quando la società vince un campionato come loro, la vince non solo chi scende in campo, ma dal Chiaro. magazziniere Giusto. a finire al presidente. Il gruppo è tutto compatto e unito. Anche Si nei vince e momenti si perde si vince tutti insieme. Direttore, ma a questo punto anche dal punto di vista societario pensate di rivedere alcuni ruoli, riorganizzare ancora di più, perché un campionato di Serie D è un po' più dispendioso anche dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista proprio di energie. Naturalmente, come le dicevo poco fa, poi quando si parla di umiltà è proprio questo, cioè nel senso ognuno di noi in società, una società deve capire cosa manca, deve capire dove poter sempre migliorare, dove puoi avere dei margini di miglioramento. Noi quest'anno l'abbiamo fatto perché dopo le prime 7 gare noi eravamo sicuri della qualità della rosa, della qualità del nostro staff, come ho sempre detto. Per me il Marina di Ragusa, poi l'abbiamo dimostrato e l'ha dimostrato al campo come sempre nel calcio, aveva il miglior staff tecnico della categoria, quindi però le prime 7 gare abbiamo sofferto un po', vuoi un po' di inesperienza sia in primis da parte della società sia di qualche atleta, ma comunque senza dubbio abbiamo fatto un esame di coscienza di quello che noi società avevamo potuto sbagliare o comunque dove si poteva migliorare. E poi avete azzeccato poi le cose giuste. Abbiamo inserito il direttore Sorbo, abbiamo quindi inserito una figura importante che mancava. Le pedine poi diventano fondamentali per il successo. Credo che difficilmente, infatti poi poco fa si parlava di dilettantismo, via dicendo, è tutto in base all'interpretazione che la si dà ad una stagione. Si può essere professionisti anche in terza categoria. Si può essere professionisti anche in terza categoria, quindi di conseguenza noi abbiamo fatto un passo importante, non abbiamo fatto drammi, abbiamo visto dove potevamo migliorare, non cosa avevamo sbagliato, giusto. Cosa c'era di tragico. È stata una lettura giustissima. Tra l'altro in questa stagione, adesso voglio parlare un po' delle squadre che hanno un po' deluso. Nel caso dello Scordia, io credo che comunque la squadra non ha deluso. Nel frattempo possiamo vedere anche qualche immagine proprio dello scontro contro il Marina di Ragusa. Io non credo che il tuo gruppo abbia un po' deluso. Credo che alla fine l'obiettivo raggiunto era quello di salvare la categoria e l'avete fatto. Sì, la categoria è stata Sono salvata. altre le squadre che hanno deluso secondo me. Adesso poi lo sveleremo ancora di più. La categoria, come dicevo all'inizio, abbiamo raggiunto una semifinale storica di Coppa Italia, giusto appunto anche contro di loro. Sì. Gli obiettivi erano quelli, anche se posso dire certo che potevamo fare molto ma molto di più. Un po' di rammarico? Rammarico tanto. Ma perché qualcuno dal punto di vista tecnico non ha reso al 100%? Ma guarda, vi aspettavate qualcosa di più da qualche giocatore?
Siamo stati attaccati mediaticamente dall'inizio del campionato fino ad arrivare a gennaio. Poi non da penalty, perché noi non attacchiamo mai nessuno, noi raccontiamo. Terrorismo di quello mai visto. E poi alla fine questo è diventato... Abbiamo iniziato già a settembre, arrivavano voci, telefonate ai giocatori, a settembre non ci arrivavamo, a novembre non ci arrivavamo. C'è stato un momento che ti sei pure dimesso. Poi dopo... Per questioni interne, per tutto questo trambusto che era successo. A dicembre dovevamo smontare, dovevamo andare tutti a casa. Un macello. Questi sono i campionati dilettantistici. Un macello. Sì, ma infatti oramai... Poi alla intanto fine... complimenti allo Scordia perché a mio parere ha fatto un campionato... Condivido. Squadra sempre ben messa in campo, noi l'abbiamo affrontata 4 volte. 4 volte. 2 di Coppa e 2 di campionato. Sì, ma squadra sempre ben messa in campo e comunque sia sacrifici enormi. Io conosco perché siamo amici col direttore, poi sacrifici enormi e quindi complimenti per una salvezza perché ci sono delle squadre che rispetto a loro hanno È vero. quindi comunque lasciando perdere ciò, questo la società, c'è chi ci arriva e c'è chi invece non riesce. Allora facciamo una cosa, se lo Scordia non ha deluso, qual è la squadra secondo lei che ha deluso in questo girone B del campionato di eccellenza? Allora, alla fine i valori penso che nella maggior parte dei casi siano stati rispettati perché il Palazzolo ha costituito una squadra per lottare al salto di categoria e lo sta facendo perché è una finale prof. Poi il Paternò dicono in giro. Il Paternò aveva costruito una squadra per i playoff e li ha giocati, forse ci sono state tante sorprese invece, perché per me una sorpresa importante è stato il Santa Croce. Certo, che per un attimo, per qualche settimana, insomma... A mio parere la squadra che ha deluso di più in base al valore tecnico è stato il Rosolini, perché non mi aspettavo che il Rosolini si salvasse l'ultima giornata. Ma è caratteristica del Rosolini da un paio di anni, però è una rosa importante il Rosolini, Rosolini, perché in Platino, in Ricca, Monaco non sono dei giocatori, hanno fatto sempre la categoria, quindi... mi aspettavo che... Però si sono salvati, quindi sì, per dico, loro è già una stagione positiva. A mio parere il Rosolini poteva fare molto di più. Salvo, secondo te invece qual è la squadra che un po' ti ha deluso in questa stagione nel tuo girone? Ma guarda, io ti rispondo con grande sincerità. Non ti voglio mettere in difficoltà. No, assolutamente. Io mi sono divertito quest'anno perché è stato un campionato... Il tuo spirito, quindi. È stato un campionato avvincente. Non c'era una domenica dove nessuno aveva un risultato acquisito. Tutte le domeniche c'è stato un grandissimo equilibrio. Noi abbiamo fatto un cammino di 18 risultati utili consecutivi, ma siamo stati a braccetto sempre con Palazzolo e Biancavilla. Ogni partita sono state delle partite belle, tecnicamente interessanti, molte squadre avevano allenatori importanti di categoria anche superiore, quindi io personalmente dico che è stato un girone B. Penso che negli ultimi anni un girone B non si vedeva da parecchio tempo. E io mi sono divertito parecchio, quindi vabbè, non mi dirai mai non riesco a capire che mi ha deluso, perché ogni partita è stata affascinante. Sentiamo il direttore Sorbo, qualche squadra che l'ha deluso. Sempre sullo stesso? No, deluso no, perché è stato un campionato dove si troppo poteva... intenso. No, era troppo equilibrato, perché abbiamo notato che si poteva vincere e pareggiare con chiunque. E anche cambiava la classifica. Esatto, la nostra rotazione su in alto non è cambiata, perché mi sa che da gennaio in poi siamo stati in testa. Ma siamo stati in testa sempre un punto avanti, ma ci siamo rimasti per un bel po' di tempo. Quindi dico, è stato un campionato entusiasmante per questo motivo. Basta considerare che c'erano squadre importanti, vedi il Camaro, vedi il Terme Vigliatore che fino alla fine del girone d'andata era lì nei primi posti e adesso è retrocesso. Quindi il Milazzo, che secondo me è stata un ottimo avversario contro di noi, ha giocato una partita straordinaria. In casa erano fortissimi. E infatti contro di noi ha giocato, forse è stata la partita più tosta che noi abbiamo affrontato. Ha dato filo da torcere a molti. Dico che è stato veramente un campionato duro, tosto, e alla fine forse la squadra che è stata un attimino più costante, cioè il Marina, è riuscita a portare a casa il risultato. Meritatamente. Stop, fermiamoci qua, perché adesso voglio parlare del campionato di promozione, play-out importanti. Partiamo subito con il girone A, dove si è svolto una partita importantissima, la semifinale, per poi dopo determinare la squadra che andrà a scontrarsi con il Don Carlo Missilmere. Risultato importantissimo perché, pensate un po', l'Olimpica Acragas di mister Falsone batte il Salemi 6-0
3-0 in casa del Salemi, pertanto la finale domenica prossima per accedere al campionato di eccellenza sarà tra la Don Carlo Misilmeri e l'Olimpica Agragas. Don Carlo Misilmeri che, come tutti ben sanno, ha perso insomma, lo spareggio giocato contro l'Oratorio, San Ciro e San Giorgio, ovvero il Marineo. Insomma, società nata da un paio di anni, risorta da un paio di anni, e con questo entusiasmo hanno costruito il loro successo, e il successo è stato secondo me abbastanza meritato. Sentiamo la voce di uno dei protagonisti proprio dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio, ovvero il bomber Scarpinato, quello che insomma ha realizzato anche il gol vincente contro la Don Carlo Misilmeri. Da 9 mesi che volevo fare un'intervista, però sai come la penso, alla fine dei giochi era giusto parlare. Abbiamo avuto molte persone contro, chi ci credeva, chi non ci credeva. Siamo partiti per niente, ma siamo arrivati ad esaudire un sogno a cui poi passo dopo passo ci abbiamo creduto tutti, noi tifosi, di dirigenza, chiunque, perché si sono appassionati a questa squadra, a questo gruppo che ha dato l'anima fino alla fine. È stato avere un senso di liberazione, perché oggi non ho giocato bene e ne sono consapevole che non ero molto in forma, però il calcio è questo, sbagli. Il calcio è questo, sbagli, non indovini una palla, poi magari te ne arriva una come quella, tiri. All'inizio comunque pensavo non entrasse perché l'ha toccata il portiere, ma quando è entrata è stata proprio una liberazione assurda. Bellissimo, sono contento per me, per tutti, per i tifosi, per i compagni, per il mister, per tutti i sacrifici che abbiamo fatto, ma alla fine non è questo che importa, sapere giocare, quello che sia, il cuore deve andare oltre l'ostacolo, oltre tutti i sacrifici, questa è la cosa più importante. È una cosa, alla gente che non ci ha mai creduto fin dall'inizio e che ci ha criticato e che ha detto che sono vecchio, che non posso giocare, prima si fanno i fatti, poi si tirano le somme alla fine. Per quest'anno abbiamo vinto noi, come si dice. Quando ho detto Marineo, qui nei nostri studi è calato un po', insomma, non dico uno sgomento, però uno spiazzamento, perché questa squadra, direttore, è anche vero che ha costruito il successo con una determinazione impressionante, neopromossa, ha vinto addirittura anche insomma, lo spareggio, quindi da lodare però. Hai voglia, ma sai, quando poi subentra l'entusiasmo ti fa, è una marcia, ti dà una forza incredibile, perché grazie all'entusiasmo l'entusiasmo fa da collante a tanti e poi nasconde tanti piccoli difetti che ci potrebbero essere. È vero. Purtroppo a Scordia non è successo. Non è successo a Scordia, vabbè, può succedere però. Parliamo adesso del girone B del campionato di promozione, si sono disputati anche in questo caso i play-out e i play-off. Per quanto riguarda i play-off, la partita semifinale tra Sant'Anna e Gangi inizia alle 18, pertanto ancora non abbiamo il risultato. La vincente giocherà contro l'Acquedolci, mentre per quanto riguarda la retrocessione, settimana scorsa Città di Casteldaccia salva grazie alla vittoria nei confronti del Gioiosa, che retrocede insieme all'Altofonte. Vittoria della Cefaledium in questo girone B del campionato di promozione. Ci guardiamo una cantata nello spogliatoio della Cefaledium guidata da Clemente, e poi insomma voglio sentire anche se siete d'accordo che questo Cefalù il prossimo anno può dare filo da torcere a molti. Io credo di sì. Sentiamoci questa divertentissima clip della Cefaledium. Penso che un giorno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Nel blu, diviso in blu, la cepa però non c'è più.
insomma, dilettantismo puro, ma anche da parte di giocatori che sono stati, insomma, giocatori importanti, hanno giocato a grandi livelli. Utro, me lo confermi? Insomma, assolutamente. Clemente è stato un trascinatore, siamo a Mister Ferrara di questa Cefaledium. Ma vedere Giampiero, che siamo abbastanza amici, e vedere con questo entusiasmo, divertirsi come un ragazzino serve da esempio anche per il gruppo. Assolutamente, fine, io so, perché quella squadra lì conosco Sardina, che ho allenato, Sardina, sì. E Gaetano Lococo, con cui ho giocato, e spesso mi sono sentito con Gaetano e mi racconta sempre che Giampiero Clemente si allena come un under. D'altra parte, poi giocatori si nasce. Giocatore straordinario. Infatti. E direttore Sorbo, ma questa Cefaledium, l'ho detto prima di sentire quella clip e vedere quella clip, può veramente, secondo lei, rappresentare la prossima stagione un punto importante per quella provincia? Perché Cefaledium, insomma, ha una storia anche, no? Ma io dico che dal punto di vista tecnico hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. Non conosco la società, immagino debba essere una società importante, sì, anche per annoverare, hanno resettato tutto quest'anno, anche per annoverare tra le loro fila gente certo, importante come Giampiero Clemente, certo, Giancarlo Ferrara allenatore, per cui faccio i complimenti a loro e ritengo che se continuano così chiaramente possono dar fastidio. Assolutamente. Nel girone C, play out e playoff importantissimi, anzi più che altro playoff importantissimi. Guardiamo il tabellino e poi, insomma, insieme a mister Aldo Bufalino voglio un po' commentare anche questi risultati, perché Sporting Pedara pareggia con l'Aci Sant'Antonio 1-1, ma soprattutto vittoria pazzesca del Carlentini nei confronti di un Città di Mascolucia che, seppur con un solo risultato a favore, aveva sin qui disputato una bellissima stagione. Il Carlentini, classificandosi giustamente più alto in classifica, aveva 3 risultati su 2 risultati su 3, pertanto a questo punto Carlentini Sporting Pedara sarà la finalissima. Come la vedi? Come la vedi? Perché qui veramente sarà un punto fondamentale la determinazione. Carlentini, entusiasmo. Ma è sempre, anche questa sarà una partita da 1x2. Da tripla. Da tripla. Quella che mi ha stupito veramente è stato il cammino del Carlentini. Ma soprattutto il risultato di oggi, un netto 4-0. Che non lascia perché Città di Mascolucia, insomma, aveva sin qui disputato una bellissima stagione regolare, forse è venuta a mancare nel momento più importante della stagione. Perfetto. E lì scatta sicuramente anche la serenità, la consapevolezza di andarsi a giocare una partita troppo pesante, quindi se non si ha quell'esperienza... Perfetto, psicologicamente vuol dire che sono crollati. Crolli. Direttore, Città di Mascolucia, Pedara, Carlentini stesso, sono poi alla fine realtà, seppur piccole, che vivono il sogno chiaramente di campionati all'avanguardia. Il Marina a questo punto diventa un esempio. Allora, guardi, io l'anno scorso siamo andati a giocare a Carlentini. Sì? Carlentini, nella partita Carlentini Marina di Ragusa c'erano 500 persone al campo. Ha già risposto. Quindi ha già risposto. parlando, sì, perché Carlentini poi sono delle realtà dove la società, ora a Carlentini c'è una società di Augusta che è andata a fare calcio a Carlentini, in una piazza come Carlentini dove non c'era assolutamente nulla, e ha portato entusiasmo, ha portato qualcosa. A Pedara, lo Sporting Pedara ha la dirigenza, tanti dirigenti e tanti calciatori facevano parte lo scorso anno del Mister Bianco, che è arrivato terzo, è arrivato terzo in classifica nel nostro girone, secondo terzo in classifica. Quindi comunque sia, sono due realtà nate da quest'anno da società, comunque sia da dirigenti importanti. Però poi alla fine è un piacere pensare che questi piccoli centri prendono il Marina come esempio, no? Insomma, una bella doppia soddisfazione. Allora noi siamo contentissimi di questo, perché ripeto, quando lavori devi far calcio in una piccola realtà, i sacrifici sono triplicati da tutti i punti di vista. Poi vincere è anche più bello, è più soddisfazione. Vincere è anche più bello, anche se sono sempre della convinzione che le piazze importanti devono avere la categoria che merita. Questo a me dispiace tanto, perché vedere delle piazze come Vittoria,
dove non c'è completamente calcio. Sulla provincia di Ragusa poi apriremo un dibattito, perché adesso l'entrata decisa del Marina di Ragusa in un contesto di grande professionalità calcistica potrebbe insomma creare uno scombussolamento. Direttore, io non voglio pensare male, però insomma questa rivalità con Ragusa, con anche il Città di Comiso che insomma ha raggiunto anche il campionato di promozione. No, io non credo scombussolamento, anche perché poi questa rivalità con Ragusa sinceramente non c'è stata. Non c'è stata, bene. Siamo stati insieme tutto l'anno ad allenarci sullo quindi, stesso insomma, campo avete e onestamente insieme. abbiamo convissuto in bene. grandissima serenità. Quindi noi abbiamo visto allenare loro, loro hanno visto allenare noi. Quindi si capiva subito che anche loro avevano tutte le carte in regola. Queste due società adesso chiaramente faranno due campionati importantissimi, perché il Ragusa che ritorna in eccellenza insomma, è importante. Certamente, il Ragusa ritornerà in eccellenza, il Marina farà la Serie D e come dicevo prima chiaramente non potrà che apportare beneficio a tutto il movimento calcistico della provincia. Quindi sicuramente ci sarà un po' di risveglio a Vittoria, Modica sicuramente cercheranno di fare le cose ancora meglio. Quindi ha detto una parola, Vittoria, volevo... perché noi la scorsa settimana, anzi prima della puntata di Pasqua, insomma c'erano arrivate voci di questo trasferimento del Marina di Ragusa a Vittoria. Io ho anticipato che insomma la vostra presenza qui giorno 28 avrebbe forse un po' chiarito questo dubbio. Infatti volevo intervenire a questo punto smettiamola. Già prima. Allora, Marina di Ragusa, l'ASD Marina di Ragusa è una società appartenente a Ragusa. Bene. Noi abbiamo la nostra realtà, purtroppo non possiamo giocare nel nostro impianto di Marina, ma giocheremo al Ragusa, all'impianto Autocampo di Ragusa, perché Marina di Ragusa è una realtà, è un patrimonio di Ragusa. Quindi Marina di Ragusa rimane a Marina di Ragusa. Senza alcun dubbio. Noi smentiamo categoricamente. Possiamo smentire, anzi le do anche una chicca, noi queste settimane abbiamo... già è venuto l'ispettore FIGC per valutare l'impianto dove dovremmo, l'impianto selvaggio dove Aldocampo si giocherà la Serie D. Ha dato delle disposizioni, però ha dato delle disposizioni. Il sindaco, abbiamo avuto un incontro con l'amministrazione, l'amministrazione si è messa a completa disposizione, quindi ripeto ancora perché mi preme dirlo, è stata giusta. La SD Marina di Ragusa è patrimonio di Ragusa. Bene. E io concordo con questa cosa, perché chi vince poi se la deve gustare questa categoria che ha portato insomma in porto. Volevo aggiungere una cosa, noi siamo stati estremamente felici veramente nel vedere il Selvaggio nuovamente pieno. Bella soddisfazione. Io che vivo a Ragusa, che calcisticamente sono nato a Ragusa, che tutte le mie avventure calcistiche sono passate attraverso Ragusa, rivedere il Selvaggio nuovamente pieno, le devo dire che mi ha dato veramente. E ancora non è niente, perché poi in Serie D insomma credo che il pubblico vi seguirà ancora di più. Ce lo auguriamo. Parliamo adesso del girone D del campionato di promozione e c'era una partita importantissima, una semifinale importantissima, l'Enna che giocava contro lo Sporting Eubea, una semifinale dove la squadra di Cosimano stravince lo scontro per 5-1 e sarà proprio l'Enna che si giocherà la finale contro il Real Siracusa Belvedere, si giocherà domenica prossima, mentre per quanto riguarda il discorso dei play-out retrocessione, già dalla scorsa settimana Barrese e Caramineo che è stata esclusa durante la stagione, disputeranno la prossima chiaramente nel campionato di prima categoria. Altra cosa importante che voglio sottolineare, questo insomma voglio sentire anche mister Utro, che l'Enna, insomma patrimonio volendo del calcio siciliano, si ritrova dopo avere comunque insomma disputato una grandissima stagione, si ritrova a questo punto con un risultato unico, vincere contro il Real Siracusa Belvedere, e questa cosa un po' ci spiazza per una squadra che per buona parte della stagione, per tutto il girone d'andata, addirittura aveva dato testa anche nei confronti del Ragusa. Ma io penso che ormai l'Enna l'ultimo mese aveva capito che l'obiettivo diventavano i playoff, quindi penso che mentalmente saranno abbastanza pronti. Il fattore campo è importante nei playoff.
Però sono non partite... seguono loro, quindi si sposteranno, penso. Sì, no, sono partite secche. Qua la differenza fa come ci arrivi a questa partita, con quale condizione fisica e mentale. E quindi la differenza la farà sia la testa che le gambe. Poi sono partite che può succedere di tutto, gli episodi possono cambiare le sorti. Aldo, tu invece come vedi questo scontro tra Real Siracusa, Belvedere ed Enna? Pensi che il fattore campo del Siracusa possa incidere sul risultato finale? Potrebbe. Però ripeto, sono sempre partite secche che può succedere di tutto. Insomma, ennesima tripla? Sì, anche questo. Beh, d'altra parte i playoff... Deve anche vedere se si può disputare, se i tifosi dell'Enna possono andare perché mi sa che è a porte chiuse. Perché peccato, insomma, si quindi perde il fattore lo spettacolo. campo, come fattore campo si intende solamente che naturalmente il Real Belvedere certo, gioca c'è nel il suo risultato, di campo, però... c'è il risultato in più rispetto all'Enna. Certo. Però io credo che queste partite vadano vissute anche nelle tribune. Lo so, però... L'ultima gara a Siracusa, al Di Bari, sappiamo, infatti leggevo il risultato che non l'avevo ancora visto, Enna, ma all'Eubea mancavano 2 o 3 giocatori perché era facilitata dalle squalifiche proprio avute in quella partita, perché l'Eubea era riuscita a costruire soprattutto a dicembre un ottimo organico, infatti è arrivata a playoff dopo una cavalcata importante. È vero. Vabbè, comunque un in bocca al lupo alle due squadre, Real Siracusa Belvedere e Enna, che disputeranno questa finale. La vincente andrà a giocare la prossima stagione nel campionato di eccellenza. Adesso, proprio per tenere fede al discorso di Ragusa, del territorio di Ragusa, qualche settimana fa si è svolta una riunione del direttivo dell'AIAC, un'occasione per l'elezione del nuovo presidente dell'AIAC di Ragusa, e appunto abbiamo avuto modo anche di sentire due importanti figure dell'AIAC, ovvero Roberto Bellomo, che è il delegato nazionale dell'AIAC, e soprattutto il presidente dell'AIAC. Sentiamo cosa hanno detto. Sì, è una categoria molto complicata perché a volte poi l'allenatore, come dice il nostro presidente Olivieri, è sempre un uomo solo, perché alla fine deve prendere le decisioni. Deve prendere le decisioni, e quindi se si vince, si vincono tutti, se si perde l'allenatore è quello sulla graticola. Ma questo nella vita capita ovunque, no? Lo so. Però è anche vero che l'allenatore, tra l'altro, è la persona, se vogliamo parlare dall'inizio dell'attività, dai 6 anni fino a quando si può giocare, è anche l'educatore nella fase giovanile. È una persona qualificata, noi come associazione ci stiamo battendo appunto per avere un allenatore per ogni squadra, e questo in futuro già è stato approvato, che nell'arco di 2 anni tutte le società si devono organizzare in questo senso, e adesso l'UEFA ha preteso anche l'aggiornamento obbligatorio, perché non è più un famoso patentino, è una licenza da allenare, è una validità triennale. Ogni anno, come sono i docenti nelle scuole medie, superiori, bisogna fare dei corsi. Anche i giornalisti, noi ne facciamo tanti. Dalle 5 ore annuali, perché l'aggiornamento ci vuole. Affidate la panchina a una persona che in un certo qual modo ha frequentato un corso, perché se io vado all'ospedale e ho una ferita alla testa, vabbè, io non mi posso fare curare dall'infermiere, cerco di andare dal dottore, perché noi vogliamo la crescita, e la crescita avviene solo e esclusivamente con la cultura e il lavoro, la professionalità, senza ombra di dubbio. L'appuntamento è per lunedì 3 giugno, a partire dalle ore 17, presso la splendida location del Teatro Garibaldi di Enna, la 6ª edizione dei Penalty Awards. Penalty Awards, il calcio dilettantistico va in passerella. Sorrido perché Salvo ha appena detto, mentre c'era questo spot, che il premio ti ha portato bene nella scorsa stagione. Assolutamente. Beh, doppia vittoria, campionato e coppa, la vittoria finale Penalty Awards con l'elezione quale miglior allenatore della stagione penso che sia stata giusta. Sì, no, Poi i meriti sono tutti tuoi, perché tu sei stato in campo.
No, ricordo con grande piacere quella giornata, c'erano parecchi addetti ai lavori, quindi... È un galà vero e proprio. Sì, è stato molto piacevole, poi aver ricevuto il premio è sempre gratificante. Assolutamente, però assolutamente. Poi ha portato pure bene. Poi mai perché... dire mai, insomma, adesso fine mese ci saranno, fine mese di maggio ci saranno le nomination. Quindi credo che ci sarà il bis di nuovo. Questo non lo sappiamo, perché insomma l'AIC sotto questo punto di vista lavora già da qualche giorno, e quando verranno presentate le nomination ci sarà magari qualcuno che rimarrà deluso, ma qualcuno che sarà vincente. Però l'importante non è tanto vincere, l'importante è stare anche nelle nomination, perché sono tantissimi gli addetti ai lavori, sia gli allenatori che gli atleti che i dirigenti, pertanto soltanto 3 vanno in nomination, e soltanto in questo caso nella serata finale, che sarà giorno 3 giugno presso il Teatro Garibaldi di Enna, si svelerà. Questa è un'atmosfera che pochi nel calcio dilettantistico vivono, quindi noi di Penalty, che ci siamo tra virgolette un po' inventati questa storia, sta suscitando molta curiosità. Sì, no, è piacevole anche l'attesa, ma al di là di tutto, come appena detto, l'importante è arrivarci. Poi va bene, fa piacere incontrare e confrontarsi, perché è anche un momento di confronto. È un incontro dove scatteranno anche parecchi momenti legati al calciomercato, perché l'anno scorso, insomma, poi qualche cena di troppo, direttore Sorbo, è successa, no? Con qualche accordo sulla parola, poi magari i fatti non si sono operati. Ci mancherebbe altro. Del resto gli incontri servono anche assolutamente, a questo. Assolutamente. E il calcio siciliano, che vive in maniera così forte il calcio dilettantistico, insomma, per l'occasione lo vive quasi da professionismo proprio, incallito, e questa è una cosa che secondo me fa piacere. Ma certo, mi sembra giusto che ci sia una trasmissione che premia tutti coloro i quali durante l'annata calcistica si sono messi in evidenza o abbiano ottenuto dei risultati importanti e eclatanti. Tra l'altro con grandi sacrifici. Chiaramente, come si vive il calcio. Non si vince se non si fanno sacrifici. È vero. Questo vale per gli allenatori, per le società, per i giocatori, per tutti. E nella vita. Prima categoria, e poi voglio sentire il parere sullo Sciacca, che ritorna finalmente in promozione dopo parecchi anni. Guardiamo i risultati del girone A. Città di Carini batte Valderice 8-0, Città di San Vitolo Capo batte Real Melfi 6-2, Città di Cinisi batte Colomba Bianca 2-0, Belmonte Mezzagno batte Gibellina 3-0, Resultana batte Palermo Calcio Popolare 2-0, pareggio tra Mazzarese punto 2 e San Giorgio Piana, ed infine Fulgatore batte Unitas Sciacca 3-2. Velocissimamente anche la classifica, che comunque è stata già definita soprattutto nella vittoria finale dell'Unitas Sciacca già da qualche settimana. Guardiamola insieme, questo Sciacca che insomma ritorna piacevolmente nel campionato di promozione. Abbiamo sbagliato, questo è il girone C, tra poco rivedremo il girone A. La battuta però colgo l'occasione per farla immediatamente. Sciacca, per la gioia di tutti, finalmente che ritorna in un campionato un po' più impegnativo, perché insomma vedere Sciacca, che ha fatto la Serie D sino a un paio di anni fa, in prima categoria dispiaceva tantissimo. Io ho visto delle immagini un mese fa di una partita di cartello, penso che al campo c'erano a Sciacca meno 3.000 persone in prima categoria. E quindi? Giravano sul web delle immagini, almeno 3.000 persone. Anzi, noi dovremmo avere qualche immagine dello Sciacca, vediamo se le mandiamo in onda. Nel frattempo faccio una passerella con i nostri ospiti. Direttore, Sciacca, che come noto ha sofferto la caduta. Lo dicevamo poco fa, le piazze importanti devono avere palcoscenici importanti. Però devono avere anche dirigenti e qualcuno che ci mette i soldi. Senza dubbio, ma infatti sono delle realtà, Noto, Sciacca, dove il calcio c'è sempre stato, ma se non ci sono, se non c'è il lavoro, la sinergia tra 8, 10, 5 persone, se non c'è società non può esistere una squadra di calcio. Quindi società significa organizzazione, significa sinergia di un gruppo di persone che abbia un obiettivo comune. Se poi, come in questo caso, c'è una storia, Aldo, e lo Sciacca la storia ce l'ha, insomma siamo contenti, perché la qualità poi dei campionati che andremo a vivere sarà alta. Certo, ora poi gli verrà tutto più facile, già da promozione, campionato rispetto a quello che hanno fatto più importante,
merita quello che hanno fatto, il lavoro svolto. Purtroppo non posso dire di scordia, quello che ci è mancato quest'anno è stato il pubblico. Eccola qua la classifica, grazie alla nostra regia: Unitas Sciacca con 56 punti, il Fulgatore con 49, Città di San Vito Lo Capo 48, 47 per Resuttana, 46 per Palermo Calcio Popolare e Città di Carini. Guardiamo anche la schermata degli accoppiamenti per quanto riguarda il discorso playoff. In semifinale Fulgatore contro Palermo Calcio Popolare e Città di San Vito Lo Capo che giocherà contro la squadra del Resuttano, la Resuttana per essere esatti. Mentre per quanto riguarda la retrocessione, lo scontro sarà tra Real Menfi e Belmonte Mezzagno, mentre la squadra del Colomba Bianca è già retrocesso in seconda categoria. Volto pagina perché voglio parlare del girone B, dove già la scorsa settimana la Castelluccese insomma ha vinto il campionato. Guardiamo i risultati di questa giornata: pareggio con il Rocca Palumba quest'oggi 3-3, vittoria della Città di Mestretta 3-0 col Castronovo, Futura batte Real Suttano 3-2, Real Campofelice Real Trabia 0-0, Stefanese batte Valle d'Olmo 4-3 e vittoria del Castelbuono contro il Città di Castellana per 1-0. Guardiamo anche la classifica in modo veloce, parziale, perché poi insomma ci teniamo a sottolineare anche il tabellino dei playoff e dei playout. Castelluccese con 49 punti, Stefanese 45 e poi via via tutte le altre. Guardiamolo l'abbinamento perché sono molto curioso di conoscere i playoff di questo girone B del campionato di prima categoria. Castelluccese, come abbiamo detto, promosso in promozione, mentre per quanto riguarda i playoff ci saranno le due semifinali, Stefanese Futura e Super Giovane Castelbuono contro Rocca Palumba. Per i playout retrocessione, Città di Castellana che giocherà con il San Fratello, mentre il Real Suttano è già retrocesso in seconda categoria. Adesso ho da farvi vedere, e voglio sentire un po' il vostro parere in maniera veloce e compatta, le immagini della Castelluccese e mi viene in mente il campo e dico sempre sì, dilettantismo, però insomma creare i presupposti per giocare in un campo un po' più decente credo che sia fondamentale. Iniziamo dal direttore Sorbo. Beh, io direi piace che da un lato ma dispiace dall'altro, insomma, ma vedere il chiaramente le dilettantismo strutture così. sono fondamentali. Però ci sono anche dei campi in eccellenza che ancora sono in questo vero, stato. È vero. O per meglio dire, noi ci siamo spogliati in qualche spogliatoio che era 2 metri per 2 metri. Cioè, quindi dico... Con la serie di plastica. Sì, bisogna, secondo me bisogna stare, la Lega dovrebbe stare un po' attenta a queste cose. La Lega guarda più i numeri secondo me. Lo so, ne siamo tutti perfettamente è convinti di vero. questo, ma non è una cosa bella. È vero. Non è una cosa che funziona, dovrebbero guardare attentamente a tante cose. È vero. Poi magari vengono nel campo selvaggio di Ragusa e incominciano a dire sta cosa deve essere fatta così, sta cosa deve essere quando fatta non sanno colà. che proprio quel campo invece No, ha bene o male ho portato un esempio Sì, tanto sì, per sì, dire, no, certo. poi magari danno il permesso a determinate società di fare campionati. Adesso io non so se questo campo poi sarà omologato anche per il campionato di promozione. Io credo che... Io non lo conosco, quindi non mi permetto di Però giudicare. qualche dubbio nasce. Sì, nasce, ma nello stesso tempo parlo di realtà che abbiamo vissuto. Assolutamente. Quindi... Aldo, dicevi? Realtà. Glielo daranno? Sì, sì. Direttore, glielo daranno? Se vai a Terme non è che tanto il discorso anche quello di Terme Vigliatore, se vai con Real Agi, il campo da Cireale. Sì. Beh, l'ex insomma Tupparello, vabbè, succede un po' di tutto. Girone C adesso del campionato sempre di prima categoria, guardiamo insieme i risultati, eccoli qui. Meri batte Aquila 3-1, pareggio tra Montagna Reale e Furnari 2-2, Protonarella batte Nasitana 4-3, pareggio tra Pro Falcone e Nuova Azzurra 1-1, Umbertina batte Rodi Milici 3-0, pareggio tra San Basilio e Sfarandina e vittoria della Nuova Rinascita nei confronti del 3S Calcio Brolo per 3-1. Nuova Rinascita di Patti, tanto per collegarci al discorso di squadre importanti del Messinese che hanno insomma calcato palcoscenici importanti, che vince questo girone, infatti con 57 punti è arrivato al primo posto, a seguire poi Meri, Pro Falcone, Pro Tonnarella e Nuova Azzurra. E proprio queste 4 squadre, passiamo subito al
tabellino successivo, disputeranno i playoff Meri contro Nuova Azzurra ed infine Pro Falcone contro il Pro Tonnarella. Per quanto riguarda i playout retrocessione, Furnari Umbertina, mentre è già retrocesso il Montagna Reale. Altra storia invece il girone D, lo guardiamo subito perché i risultati più importanti erano quelli legati alla Città di Calatabbiano che vince 3-2 con il Promende e soprattutto la vittoria dell'Atletico Messina nei confronti del Sant'Alessio per 1-0. Saranno proprio queste due squadre, saltiamo la classifica e passiamo già direttamente al tabellino dei playoff, che si scontreranno nella finale. Chi vincerà andrà nel campionato di promozione la prossima stagione. È promosso in promozione, come tutti ben sanno, il Valdinisi, a conferma di una piccola realtà che ha costruito settimana dopo settimana un campionato di successi, direttore Sorbo, perché hanno stravinto, hanno perso solo una partita e hanno creato tra due piccole frazioni del messinese, Nizza di Sicilia soprattutto, un successo. Molto probabilmente saranno riusciti a organizzare una società importante, che sono riusciti ad ottenere risultati importanti e poi alla fine, siccome il lavoro paga sempre, sono stati ripagati con la vittoria. Hanno grandissimo entusiasmo e credo infatti, che anche loro la prossima stagione potrebbero regalare ancora delle belle soddisfazioni. Per intanto in questo girone D lo scontro tra Atletico Messina e Città di Calatabbiano sarà quello più importante. Chi vince appunto la prossima stagione giocherà in promozione e proprio adesso andremo a vedere lo scontro tra Atletico Messina vittorioso 1-0 contro il Sant'Alessio, vittoria fondamentale. Guardiamolo insieme. La polvere di Sant'Alessio Siculo per l'ultima giornata del campionato di prima categoria. L'Atletico Messina affronta la Polisportiva Sant'Alessio. La formazione di mister Naccari a quota 59 punti in classifica dopo lo 0-0 contro il Città di Calatabbiano, un pari pesante perché sono rimaste 8 le lunghezze tra le due squadre e con una giornata alla fine probabilmente il playoff sarà l'unica strada da imboccare per la formazione bianca-azzurra. Partiamo col film del primo tempo, subito il lancio di Marco Libro per cercare Soué che scavalca un avversario, poi l'uscita di Lombardo evita il gol dello 0-1 dell'Atletico Messina, minuto 28, calcio d'angolo per la Polisportiva Sant'Alessio con Agnello che mette dentro il pallone e smanaccia in qualche modo la Fauci, che poi deve respingere anche la conclusione da parte di Caminiti. 32esimo, attenzione a Calapai che recupera bene il pallone, si lancia Calapai, allarga sull'esterno verso Soué, anticipato anche da Mirko Pagliaro che gira col mancino in due tempi l'estremo difensore Lombardo. 39esimo, ci proverà ancora la Polisportiva Sant'Alessio con Caminiti che va a servire il solito Agnone, il più pericoloso di suoi in questo primo tempo, alto sopra traversa al 42esimo, rimessa laterale di Calapai, il pallone viene toccato da Soué, ci prova Marco Libro col mancino, la deviazione di un difensore della Polisportiva Sant'Alessio che va a sancire la fine delle ostilità per quanto riguarda il primo tempo. 0-0 a Sant'Alessio e pochissime emozioni tra la Polisportiva Sant'Alessio e l'Atletico Messina. Partiamo col film del secondo tempo che si apre con un cambio, fuori andò, dentro De Tommasi al 54esimo e ancora Calapai che si insinua tra le linee, Soué va col mancino, Lombardo fa buona guardia sulla porta della Polisportiva Sant'Alessio, Calapai in gittata lunga, pallone toccato da Soué sul secondo palo, arriva Belfiore ed è 0-1 per l'Atletico Messina. Proprio lui, Luca Belfiore, che fa tutto il campo per abbracciare mister Naccari e poi lì sotto la tribuna di Sant'Alessio la dedica più bella, la dedica più speciale per il sempreverde bomber biancazzurro. Attenzione a Marco Libro, l'Atletico adesso è avanti, ancora Belfiore ci prova col mancino ciccato in due tempi dall'estremo difensore Lombardo, calcio d'angolo per l'Atletico Messina dal corner, Lombardo esce male, il pallone rimane lì allontana la difesa del Sant'Alessio, ci prova allora Antonio Bonamonte che la alza sopra la traversa. All'85esimo attacca ancora l'Atletico Messina con il entrato Giacoppo che scarta un avversario dal limite dell'area, prova il tentativo, lo manda alto sopra il legno della porta difesa da Lombardo. Triplice fischio al comunale di Sant'Alessio, vince l'Atletico Messina ma festeggia la compagine di mister Rucchino vista la sconfitta della Nike Torino contro la Juvenilia. Per quanto riguarda i ragazzi di mister Naccari, li ritroveremo nei playoff contro il Calatabbiano che riesce a vincere per 3-2 proprio all'ultimo minuto contro la Promende. Nello splendido scenario del Teatro Garibaldi di Enna vi aspettiamo per il galà del calcio dilettantistico siciliano, la sesta edizione dei Penalty Awards, da non perdere. È il momento adesso di parlare del girone I,
o meglio del girone E, anzi per essere più esatti. Guardiamo subito i risultati di questa ultima giornata. Aci Bonaccorsi batte Belpasso FC 4-1, vittoria del Calcio Belpasso contro il Calcio Giarre 2-1, Città di Francoforte batte Città di Catania 3-0, Santa Lucia batte Leo Soccer 4-2, Nisiana batte Mascolucia 3-2, Palagonia vincente contro il Militello Val di Catania per 3-1 ed infine pareggio tra Villaggio Sant'Agata e Russo Sebastiano. La classifica, come tutti ben sanno, è stata alla fine appannaggio del Palagonia, che vince questo girone con 60 punti, via via tutte le altre. Passiamo al tabellino dei playoff che si disputeranno la settimana prossima, semifinale tra Nisiana e Aci Bonaccorsi e tra Villaggio Sant'Agata Russo Sebastiano. Per quanto riguarda invece i playout retrocessione, lo scontro sarà tra Città di Francofonte e Leo Soccer, mentre già retrocesso da parecchie settimane il Calcio Giarre. Voltiamo pagina, adesso il girone F, girone importantissimo perché insomma avremo modo anche di riparlare un po' della provincia di Ragusa. Guardiamo i risultati, i più importanti chiaramente sono quelli riguardanti il Mazzarone, che vince in casa con il Vizzini 5-2, la sconfitta del Noto 3-1, la vittoria anche del Città di Comiso 1-0 contro il Città di Canicattì, Rinascita Netina vittoriosa contro il Portopalo per 2-1. Passiamo alla classifica, perché questa classifica è un po' particolare, due squadre al primo posto che si giocheranno praticamente alla vittoria del girone, però è anche vero che entrambe passano al campionato di promozione la prossima stagione, perché qualunque sia il punteggio finale ha fatto sì che sono 10 punti di distacco nei confronti del Noto. Pertanto a questo punto Chiaramonte e Città di Comiso settimana prossima si disputeranno insomma lo scontro finale per la vittoria del girone, ma entrambe sono già nel campionato di promozione la prossima stagione. Hanno perso invece in malo modo Sanconitana e Rinascita Netina, che disputeranno i play-out retrocessione, mentre già in seconda categoria il Vizzini. Abbiamo qualche immagine della Città di Comiso, perché questo ci deve far capire come Ragusa, e lo abbiamo detto proprio in apertura della nostra trasmissione, insomma si sta incominciando a svegliare. Direttore, 20 secondi perché poi voglio parlare anche dell'Armerina. Allora mi complimento con siamo contenti, con no? la dirigenza, io sono di Comiso. Beh, allora voglio dire, mi complimento con la società che ha costruito un organico importante e una dirigenza importante a Comiso, che da un po' di anni che manca un po' di calcio, sia con loro che col Chiaramonte. Ma a Comiso guardi l'impianto, guardi il campo da gioco, è qualcosa di ingiocabile, mi dispiace solo per questo, però la società ha fatto un grande lavoro, sia hanno tempo per riorganizzarsi, sia per la a Comiso prossima che a Chiaramonte, complimenti anche al Chiaramonte, una piccolissima vero, località è vero, che sta sognando, perché aveva fatto al massimo la prima categoria. Due insomma che vivono la provincia di Ragusa, Utro, quindi sei ben contento insomma di andare magari a pescare qualche giovane interessanti per la Serie D? Assolutamente, fa piacere sia per il Comiso, che comunque è una cittadina che conta 30.000 abitanti se non sbaglio, quindi piano piano sta ritornando nel calcio in cui merita, e il Chiaramonte, che è una piccola realtà però sta dimostrando che è riuscita a trovare un gruppo di ragazzi che già è 2 anni che vincono, quindi è vero. benvengano nella nostra realtà queste società. Un paio di anni fa una Serie D importante insomma vedeva protagoniste Modica, Scicli, Comiso, Vittoria, insomma Ragusa. Il direttore Sorbo li ha vissuti quegli anni e adesso il ritorno, il risveglio della provincia ci piace. Ma noi ce lo auguriamo. Ripeto quello che ho detto prima, il movimento calcistico ne trarrà sicuramente del beneficio, quindi benvengano questi risultati, che è frutto di programmazione, frutto di lavoro da parte delle società, per cui e credo che ci sia anche un impegno dal punto di vista privato anche da parte della dirigenza, perché ormai sappiamo tutti che insomma le amministrazioni non è che aiutano più di tanto, esclusivamente privato, per cui io credo che sia giusto così, insomma le amministrazioni hanno altri problemi, le amministrazioni secondo me devono dare i servizi che sono fondamentali per la comunità. Il problema è che spesso però questi servizi non arrivano. Il discorso è che si è passato da un tempo dove le amministrazioni davano
troppo forse, Ecco, ad oggi che non danno nulla. Giusto. Non A c'è Scordia, stato per una via del esempio, mezzo. com'era la realtà? L'amministrazione vi ha dato una mano quest'anno? A Scordia siamo stati abbandonati. Abbandonati, meno male che avevate il campo in sintetico, quindi non avete sofferto. Soli a noi stessi. Addirittura. Sì. Peccato perché comunque la presenza aiuta, no? C'è il supporto logistico, può sempre migliorare un po' la stagione, ma speriamo bene anche per la prossima. Complimenti all'Armerina e così chiudiamo anche il campionato di prima categoria, il girone G, il Piazza Armerina, anzi l'Armerina che vince già dalla scorsa settimana questo girone e quindi la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Armerina che comunque ha perso con il Città di Nicosia, forse perché è un po' galvanizzata dalle feste di questi giorni. Guardiamo il tabellino anche chiaramente riguardante gli accoppiamenti playoff e playout. In semifinale Empedoclina che giocherà contro l'Angelo Cuffaro, l'altra semifinale Leon Fortese Master Pro Calcio. Per quanto riguarda i playout retrocessione Agira Nissa FC contro il Branciforti che ahimè ha già abbandonato questa categoria e la prossima stagione ritornerà in seconda categoria. Vi do 20 secondi, voglio sentire il vostro parere sull'Armerina. Iniziamo subito dal nostro Aldo. Armerina che comunque vive anche il successo di una provincia trainata dall'Enna. Sì, di riflesso sì, hanno fatto un buon risultato. Durerà o non durerà? Perché questo è il dramma di tutti questi piccoli centri, di queste piccole realtà. Ma queste piccole realtà lascia il tempo che trova la piccola realtà, quello che conta è la società. Bene, e su questo sono d'accordo. Io so già invece direttore, che l'Armerina si sono durerà attrezzati, e si sta attrezzando per fare una... L'ho sentita nell'intervista, adesso poi la manderemo in onda. Si sta attrezzando per fare un ottimo campionato di promozione. Vuole addirittura vincerlo? Sì, no, ma lo so perché hanno già cominciato a muoversi. Bene. È giusto giocare d'anticipo, Salvo, no? Sì, anche se in questo momento se non finiscono tutti i campionati sono solo chiacchiere. Solo chiacchiere. Direttore, Piazza Armerina, anche questa è una provincia che si è risvegliata. Allora, io devo fare i complimenti al mio amico Filippo Lembo, direttore dell'Armerina, che è riuscito a riportare su questa realtà. Così come voglio fare i complimenti a Nicola Cosimano, che è stato un mio ex giocatore. Si giocherà la finale Gli auguro le migliori fortune, le cose più belle. Ne parlano bene di Nicola come allenatore. Ma Nicola è un ragazzo è un trascinatore. Serio. Oltre ad essere stato un grandissimo grande attaccante, bomber, però è stato sempre una persona per bene, una persona equilibrata e un grandissimo atleta e professionista. Farà strada. Quindi credo che nel suo lavoro che ha iniziato da allenatore penso che ha tutte le carte in regola per fare bene. Un plauso in prima categoria va anche a Samuele Costanzo, un amico. Certo, che ha vinto col Palagonia. Ragazzo che ha fatto le fortune anche dello Sporting Eubea. Un ragazzo per bene che ha già dimostrato, oltre che da calciatore, di essere un ottimo calciatore, già da allenatore. Non abbiamo mai capito com'è che abbia abbandonato un po' la passione. Perché poteva ancora giocare. Lo so, ma la passione l'ha portato ad allenare e ha fatto bene. Quest'anno ha vinto anche in prima categoria. Alla grande. Eubea, quindi un complimenti a lui. Ritorniamo a vedere questa bellissima festa dell'Armerina con l'intervista anche appunto ad alcuni protagonisti di questa bellissima cavalcata. Allora, diciamo che l'obiettivo della società è stata sempre la promozione, quindi fin da agosto, quando abbiamo iniziato la preparazione. Oggi abbiamo concluso un ciclo con la sospirata promozione, meritatamente. Quindi un grazie soprattutto al presidente Alberghini che ci ha permesso di portare a conclusione questo campionato. Un grazie al mister Angilello, al direttore Lembo per aver gestito e formato questa squadra e un grazie anche ai miei compagni di squadra perché sono stati fenomenali tutto il campionato, presenza e costanza. Finalmente Piazza Armerina dopo 15 anni ritorna in promozione, che è la categoria che merita, è una categoria importante. Finalmente rientriamo nel calcio che conta. Volevo ringraziare
innanzitutto il presidente, che è colui che ci rappresenta in primis, al magazziniere, perché ad oggi dire grazie a tutti ci vorrebbe tanto tempo, no? Perché sono state tante le persone che ci hanno sostenuto. Volevo ringraziare specialmente tutti gli sponsor che ci hanno dato un contributo importante, perché a questi livelli purtroppo il calcio non è molto sostenuto, quindi tutti coloro che hanno dato un contributo ha fatto sì che si vincesse anche il campionato. I tifosi, pochi ma buoni, perché sono stati pochi. Questa è una pecca che il nostro paese speriamo che prima o poi riesca a sopperire, perché capisco il freddo, capisco che non abbiamo le tribune coperte, capisco che non abbiamo il campo in erba e quindi la presenza è stata un po' poca. Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato da agosto e, come hanno detto i miei compagni in precedenza, abbiamo raggiunto un obiettivo che non era facile raggiungere, perché vincere in tutte le categorie è difficilissimo. È stata la vittoria del gruppo, l'unione soprattutto di questo gruppo e il sacrificio da parte di tutti. Un grazie va al presidente, che veramente non ci ha fatto mancare nulla, e per queste categorie è difficile trovare presidenti così. E poi ripeto, i miei compagni, anche quelli che hanno giocato meno, hanno sofferto assieme a noi, e un grazie va soprattutto a loro, perché non giocare in queste categorie, che siamo appunto dilettanti, e stare lì il martedì, il giovedì a soffrire assieme a noi che magari abbiamo giocato di più, non è semplice. Quindi un grazie anche a loro, soprattutto a loro. Tutto è nato da lontano, è nata nel mese di luglio, quando il nostro carissimo presidente mi ha contattato e mi ha detto: Filippo, voglio che tu alleni l'Armerina il prossimo anno, perché voglio andare in promozione. E capite benissimo che io ero da 4 anni che non allenavo, e quindi prendermi carico di questa responsabilità è stata dura. Devo ringraziare il presidente Alberghina, perché mi ha dato fiducia, e sono contentissimo di aver ripagato la fiducia datami a luglio con questa meritata promozione. Finalmente Piazza Armerina, dopo lunghi 15 anni, perché se non ricordo male è retrocessa nel campionato 2003-2004, è tornata in promozione. Tutta la città lo merita e sono contento di aver portato il calcio armerino nelle categorie che merita. Ora non so la società come si sta organizzando. Proprio in questo momento, prima di sedermi qua davanti a voi, il presidente mi ha detto: datti da fare, che dobbiamo fare un campionato almeno per i playoff il prossimo anno. Quindi capite benissimo che ancora non ho metabolizzato la vittoria, che già dobbiamo pensare al prossimo anno. Questa rosa che ci ha portato in promozione da parte mia è tutta confermata. Poi vediamo chi sposa questo progetto, chi vuole continuare insieme a noi, dopodiché si vanno a fare quegli acquisti dove saremmo più carenti. Per il momento la rosa dell'Armerina Calcio è tutta confermata, anche in promozione. L'obiettivo nostro era questo: il 24 luglio del 2018, insieme al mister e al presidente, abbiamo fatto una bella riunione a 3, e al mister ha detto: fatemi la squadra che io voglio andare in promozione. Ci siamo prodigati insieme al mister, abbiamo preso dei giocatori che negli ultimi 5 anni hanno vinto campionati di fila. Questo è il 6º campionato che vincono i ragazzi, che abbiamo scelto io e il mister. Io ci ho creduto dal primo giorno in questa squadra qua, perché abbiamo realizzato un gruppo di ragazzi eccezionale. Guarda, io non trovo parole per definire tutti questi ragazzi, un gruppo così unito, e io ho giocato a calcio ad alti livelli, sono stato pure dirigente in altre società, e ti dico che un gruppo così affiatato dentro lo spogliatoio io non ho visto mai. Proprio si è navigato sempre su un'onda per andare in promozione, e questo dobbiamo dire grazie anche al nostro presidente, che ha fatto degli sforzi economici molto elevati, però il traguardo era dalla promozione e ci siamo riusciti. Finalmente dopo 15 anni l'Armerina riparte dalla promozione.
questo finale di campionato e il coronamento di una stagione meravigliosa, sia ovviamente sul campo, quindi con partite importanti, con giocatori importanti che hanno dato anche qualcosa in più rispetto a quello che la loro tecnica gli consentiva. Voglio fare un ringraziamento a tutti ovviamente i dirigenti che mi hanno sopportato e supportato ovviamente per questa stagione, e certamente i propositi sono propositi sicuramente importanti per un campionato, il prossimo, che vedrà l'Armerina lottare per le prime posizioni, perché appunto, come ho detto, stiamo allestendo già una squadra competitiva che possa ovviamente dare delle soddisfazioni ai tifosi armerini. Complimenti all'Armerina, quindi la prossima stagione è protagonista, almeno così un po' tutti ci auguriamo, nel campionato di promozione. Allora passiamo ai saluti finali, è stata una puntata intensissima, un parterre di grande qualità, la squadra che ha vinto il girone B del campionato di eccellenza e la squadra invece che insomma si è comportata bene nel campionato di eccellenza, ovvero lo Scordia con la presenza di Aldo Bufalino. Allora Aldo, a questo punto cosa succede? Hai 30 secondi per dirmi dove andrai la prossima stagione. Ancora... Se rimani a Scordia oppure... No, tutte in area. Sono già arrivate delle telefonate. Le telefonate arrivano tutti i giorni. Però... Quelle arrivano tutti i giorni. Ancora tutte in area. Ti piacerebbe però insomma costruire un nuovo progetto in qualche altra nuova piazza? Sì, io per la piazza ho bisogno di stimoli importanti, è una società abbastanza importante dietro le spalle per lavorare bene. Quando si ha questo sicuramente insomma le soddisfazioni arrivano prima. Sì. Bene, allora un in bocca al lupo per tutto quello che verrà prossimamente. Direttore, allora Marina di Ragusa, che rimane a Marina di Ragusa, quindi smentiamo categoricamente il passaggio in quel di Vittoria, e un Marina di Ragusa che sarà prontissimo per la prossima stagione? Sarà pronto come lo è stato quest'anno, sarà pronto il prossimo anno, ci faremo trovare come al solito organizzati senza dubbio e pronti per una nuova avventura più impegnativa, dove sono sicuro che a prescindere ci divertiremo tanto. Bene, allora in bocca al lupo, ma soprattutto buon lavoro, perché secondo me vi dovete mettere da subito al lavoro. No, già abbiamo cominciato. È vero. La prossima stagione Salvatore Utro sarà ancora allenatore del Marina di Ragusa? Questa lo so che non devo farla a te questa domanda, ma io la faccio a te intanto. No, ancora è presto, poi con loro... Certo, il contratto scade a giugno. Con la società ho degli ottimi rapporti, poi come abbiamo fatto in questi 2 anni penso che troveremo modo di parlare, vedere quali sono i progetti e gli obiettivi e poi decideremo. Sei conscio che la prossima stagione per te sarà un ulteriore trampolino di lancio, ma sarà pieno ancora di grossi ostacoli? Ma assolutamente sì, la Serie D è un territorio che non conosco, quindi quando non si conosce il territorio bisogna entrare molto cauti, avere rispetto e lavorare. Ma la grinta non ti manca, questo lo sappiamo. In bocca al lupo allora per tutto quello che verrà prossimamente, a cominciare insomma anche dai penalty awards, ma quello è un altro discorso. Direttore Sorbo, confermato allora a questo punto insomma la bella stagione vincente, così come quella dello scorso anno, insomma Utro l'abbia meritato sul campo una conferma? Ma certamente sì, già la società ha provveduto a riconfermare il direttore. La prima scelta per il direttore e per la società è Salvatore Utro, quindi avremo il tempo di discutere, parlare. Stiamo cercando di fare le cose per tempo.
vediamo di mettere su una squadretta che possa farci divertire e che ci dia le giuste soddisfazioni. Grazie a tutti i miei ospiti. Oggi sono stato particolarmente felice perché ho ospitato una squadra importante come appunto e sarà sicuramente questo Marina di Ragusa. Un saluto anche ad Aldo Bufalino della città di Scordia. Ringrazio come al solito tutto lo staff tecnico guidato in regia dal nostro Andrea Salerno, coadiuvato da Roberto Di Marco. Un ringraziamento particolare anche agli editori di Prima TV e di Gold 78. Penalty ritornerà puntuale, mi raccomando, domenica prossima in diretta alle ore 19 per continuare a raccontare il calcio dilettantistico. Arrivederci a tutti.